voi la linea. Grazie Lorenz, le 18, 10 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom, Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono. Avete ascoltato niente proprio di meno che l'immensa Amanda Lear nel periodo dei dischi che incideva a Monaco di Baviera, tra cui questo, Queen of Chinatown, la regina di Chinatown del 1977, e naturalmente noi vogliamo, insomma, farvi divertire, visto che è anche venerdì, grazie a Dio, thank God it's Friday, quindi vi facciamo ballare, mentre anche magari andate in quel di Chinatown, insomma, a visitare le bellezze locali. Ma detto ciò, caro Lorenzo, insomma... Sei sarcastico. No, io sono Sargassi, Mar dei Sargassi sono io. In particolare... In particolare, diciamo che è vero, Lorenzo, ma qui chi la vuole cotta, chi la vuole cruda? Non c'è niente gratis. Come si dice alla mia parte, la torta di riso è finita. In che senso? Ora mi fa piacere che abbiamo parlato anche di un tema che è quello delle energie rinnovabili, anche se diciamo non ci compete in questi pochi minuti che dedichiamo all'agricoltura e alla pesca sui canali di Radio Libertà, anche se ne parla moltissimo in altre trasmissioni, ma noi siamo marcati agricoltura e pesca, quindi facciamo la disamina per quanto riguarda agricoltura e pesca. Il tema dei rinnovabili è un tema molto importante, non c'è niente di gratis, e i parchi eolici sicuramente non sono una cosa che sono nelle mie cose preferite, diciamo, e secondo me bisognerà molto ponderare, cioè bisogna ponderare anche naturalmente l'interazione, la paesaggistica e l'impatto naturalmente sulla vita delle persone oltre che sui settori produttivi. C'è da dire che la spina da qualche parte la devi mettere, e domani mattina quando faremo il nucleare e si potrà tornare al nucleare ci sarà un sacco di persone che non vorranno una centrale vicino a casa, e l'eolico non lo vuoi mettere, giustamente, perché il fotovoltaico non lo vuoi mettere, giustamente, e la diga non la vuoi, e giustamente la centrale con le ciminiere non le vuoi, però allora ci accendiamo la candela. È questo che ti dico, caro amico mio. Il problema è che tutto ha un costo. La cosa che mi dà fastidio molte volte sulle rinnovabili, che pensano che non ci sia un compromesso. Invece purtroppo anche le rinnovabili, come tanti altri tipi di fonti di energia, hanno un loro compromesso. Non c'è niente di gratis. Non c'è assolutamente niente di gratis, e purtroppo c'è sempre qualcosa che viene meno, e qualcosa il prezzo che deve pagare qualcuno per gli impianti energetici. Non è una cosa che sicuramente è privo di costo. L'impianto eolico, ad esempio, è un pugno dall'occhio dal punto di vista paesaggistico, e queste sono le cose naturalmente che una comunità, un sindaco, una regione deve ponderare quando ha da decidere su queste cose. Scusami, ma tu, allora giro anche a te la domanda dell'inchiesta della BBC, tu cosa preferiresti? È più dannoso secondo te il campo con le pale eoliche, i mostri con i rotori, o è più dannoso invece l'attività estrattiva? Per la pesca, l'acquacultura, naturalmente se sono eolico flottante è peggio da un certo punto di vista, come distanze da mantenere. Se rimaniamo sul tema pesca, l'eolico, perché naturalmente l'eolico dista, e soprattutto sono impianti ancorati, hanno l'ancoraggi in profondità magari anche elevate, che vanno e prendono naturalmente un territorio più vasto. Come diceva bene il nostro ospite di prima, quando sono impianti fissi invece, che vengono letteralmente, penso, non so se c'è un altro termine, piantati per terra, come è piantata una piattaforma petrolifera, di solito la distanza da mantenere è più bassa. Ti faccio l'esempio dei rigassificatori offshore a largo di Livorno, che ora non mi ricordo bene perché è tanti anni che non vado più in mare, diciamo in quella zona, ma anche solamente per la navigazione devi stare a 4 miglia. Sapete cosa vuol dire stare a 4 miglia da una piattaforma in mezzo al mare? Vuol dire che per girarci intorno devi perdere un'ora e mezza di navigazione. Vuol dire che non puoi pescare, e ai pescatori è tolto miglia e miglia di mare che una volta venivano utilizzate per la pesca dell'acciuga. Purtroppo è questo. E all'epoca i pescatori, e lì dico a chi rappresenta la pesca deve stare molto attento, lì all'epoca i pescatori con 4 palanche letteralmente hanno avuto un contributo, e poi si mantengono questa zona, perché magari per lì ad esempio dal punto di vista paesaggistico una nave illuminata in mezzo al mare non penso dia fastidio ai livornesi, però per il settore della pesca
è veramente la morte civile, perché lì gli hanno tolto una zona di mare gigantesca, anche se dico la verità, un rigassificatore a quel punto è meglio averlo in mezzo al mare che attaccato alla costa, come ad esempio abbiamo noi qua a La Spezia, che è proprio quasi dentro al tessuto urbano, anche per la pericolosità che può mostrare. Purtroppo, come dicevo, non c'è niente di gratuito. Qualcuno purtroppo questo scotto lo deve pagare, bisogna capire come farlo pagare e soprattutto le risorse che possono essere date ai territori che naturalmente si prendono l'onere e l'onore di avere delle strutture così importanti sul territorio. Esatto, meglio non si poteva dire. C'era un ascoltatore che aveva cercato di chiamare prima, quindi se vuole può richiamarci allo 0292947222, siamo qua per questo e siamo qua a vostra disposizione. Ma in tutto questo volevo anche darti una notizia, visto che siamo sempre in Emilia-Romagna. Ho qui sotto mano Agricoltura Oggi del 29 gennaio scorso. Vai. Salutiamo Luigi Chiarello che se ne occupa, e in particolare ecco qua che abbiamo questa notizia. Lui ha realizzato questo servizio insieme con Ermanno Comegna. Calamità, ristori col contagocce, dopo il tavolo COICA il fondo Agricat sblocca aiuti per 19.000 aziende, ma il sistema non va, indennizi per un sesto del budget con 2 anni di ritardo. Per cui su scala regionale la Confagri Emilia-Romagna analizza gli effetti dello sblocco. Il totale dei risarcimenti per le gelate, pensate voi, è passato dai 5 milioni previsti ad agosto a 36. Quelli per le alluvioni sono cresciuti da 44 a 67. Poi la stoccata, i rimborsi erogati dal fondo Agricat ammontano a soli 56 milioni a fronte di uno stanziamento di 350. 100 milioni provengono direttamente dagli agricoltori attraverso le trattenute del 3% sulla domanda unica PAC. Quindi la proposta scritta nera su bianco del presidente regionale Marcello Bonvicini: serve un emendamento al piano di gestione del rischio per elevare la percentuale massima di indennizzo dal 10 al 30%, garantendo una risposta concreta alle aziende colpite da alluvioni e gelate nel 2023. Terno secco sulla ruota di Bologna, direi. Guarda, su questa situazione te ne posso parlare anche in prima persona, e il fatto che Agricat naturalmente è una struttura che nasce nasce dalla PAC, ma nasce soprattutto nel lontano governo giallo-rosso ormai. E nasce male, e devo dire la verità, il grande lavoro che c'è stato da parte di Agricat in questo momento è stato quello di riuscire a mettersi al tavolo, modificare paradossalmente quello che era già stato deciso e passare da praticamente, che poi naturalmente ci sarà la sovracompensazione dai pochi spiccioli che per i canoni, per quello che si era deciso, per diciamo i parametri che erano stati prestabiliti, fra parentesi, fra Ministero, associazione in categoria, diciamo tutti gli attori erano seduti al tavolo, avevano sbagliato diciamo il tiro. Ecco, passare da dai pochi ristori che naturalmente avevano anche creato scalpore quest'estate, a poter dare 106 milioni di euro in tasca agli agricoltori. Quindi diciamo sicuramente una struttura che deve essere migliorata, una struttura che è nata male, ma diciamo che, devo dire la verità, per una volta il Sistema Italia ha dimostrato che quando si impegna, si mette a studiare, poi almeno cerca di ridare delle risposte. Quindi in ritardo, ma le dà. Pronto, chi è? Sono Maurizio, ciao. Quanto riguarda l'impianto di Ravenna, intanto... Ciao Maurizio, parla, dici tutto, vai. No, niente, intanto vi ringrazio perché la nostra radio almeno si interessa di queste cose locali e nazionali, e assolutamente in un contesto di silenzi. Ecco, questo è l'importante. Volevo dire, per quanto riguarda l'intervento del presidente della Pesca, Lega Coop, Bellavista, chiaramente non poteva dire fuori dai denti perché guarda caso è la Lega Coop e quindi abbastanza vicino alle operazioni di Pascale, che adesso è il presidente della regione Emilia-Romagna, prima era sindaco di Ravenna. Ecco, poi non vuol dire niente perché in questa operazione noi siamo in una zona già piena di piattaforme estrattive, con una zona di grandi porti che passano moltissime navi. Mettere 85 chilometri quadrati, perché non è vero che arriva a Rimini, è vero che c'è una zona a Lido di Classe e a Porto Corsini che sono a 5 miglia una dall'altra, e quindi più c'è l'impianto di degassificazione che viene dalla nave,
a un fondale di 15 metri, la nave ne pesca 10, dovrà essere fatto un molo di protezione di 900 metri, alto 25, in mezzo al mare. Ma sono tutte cose in più, tanto la società è una società spagnola che faranno questi impianti eolici con un costo di 2 miliardi e 300 milioni adesso a preventivo, poi sappiamo che cresceranno, a fronte quindi di una cosa, dice, io i contatti che ho fatto con i pescatori di Ravenna o altro mi hanno detto sì, ci hanno chiamato, hanno detto vi informiamo, ma tanto è così, non potete far niente. E quindi purtroppo è la situazione. Io credo che ci siano altre alternative che vanno analizzate, non è che dici, come dicevi Viviani, ognuno vuole nel giardino dell'altro. Io credo che non sia così, però io dico, perché non aspettiamo e lavoriamo su un discorso invece della centrale nucleari medio-piccole? Certo, ci vogliono 5-10 anni, ma quanto crediamo che vengano avanti queste situazioni con un eolico? In una situazione dove poi non c'è nemmeno tanto vento. Io andavo a vela in quei mari. Ecco, e sarebbe lungo il discorso, però ecco, per No, dire no, ma io guarda che sintesi, io purtroppo devo dire anche per lavoro devo studiare l'eolico offshore, anche perché sono molto preoccupato, soprattutto a livello italiano, sulle grandi zone di pesca che verranno tolte. Quello che posso dire è che riuscire a strappare, questo devo dare l'atto a questo, però travalica il fatto di vederlo o non vederlo, e se è giusto metterlo o sbagliare. Questo nessuno, diciamo, lo mette in dubbio alle stanze che ha portato avanti Maurizio. Il fatto di poter ottenere che ci spassi in mezzo, ti dico la verità, non è poco, perché mai pensavo che potessero far passare in mezzo le imbarcazioni da pesca all'interno degli impianti. Quindi dico che come chiusura, diciamo, dal punto di vista sindacale è tanto. Naturalmente, se uno si riesce a imporre, guarda, lì davanti alle coste di Trapani il problema sarà, diciamo, ancora più ostico, perché lì io ti conosco anche le zone che ci ho pescato, lì si ritroveranno veramente 900 chilometri quadrati, cioè è in fase di via un impianto di 900 km quadrati. Solo immaginare 900 km quadrati ti viene la pelle d'oca all'enormità, anche la mostruosità, fatemi dire, perché è qualcosa di impressionante da quanto può essere grande. E quindi sarà un tema, secondo me, molto importante. Però, insomma, noi l'abbiamo analizzato sotto il punto di vista della pesca e sicuramente hai ragione anche te da quel punto di vista lì, e soprattutto tanti pescatori comunque sono spaventati perché mi chiamano anche direttamente al mio telefono, quindi non è detto che sia la soluzione per tutti quella che è stata prospettata da Massimo Bellavista, il presidente di Lega Cooperative per pesca e acquacoltura. Come cittadino che va in mare da una vita, subacqueo, istruttore e tanto altro, più non posso fare, tanto sono i grandi giganti e piangeremo dopo. Considero solo che costa oltre 2 miliardi e 300 milioni, è tutto, oltre l'impatto che abbiamo già Comunque Maurizio, quando vuoi chiamare approfondiremo questa cosa. Ora noi leghiamo molto al tema della pesca, però anche dal punto di vista ambientale possiamo anche fare gli approfondimenti. Quindi quando vuoi scrivi, che noi, anche se da suggerire degli interlocutori, li sentiremo molto volentieri. Ti dobbiamo salutare perché abbiamo il nostro amico Formentini con Qui Parlamento. Ciao Maurizio. Qui Parlamento. Oh, e finalmente ritroviamo e siamo tutti e tre di bel nuovo nuovamente i tre moschettieri. Abbiamo il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, onorevole Paolo Formentini, al telefono. Ciao Paolo! Buonasera, un salutone a tutte e due. Buonasera, grande Paolo. Grandissimo. Senti Paolo, allora, stasera parliamo un po' di Medio Oriente e di guerra. Abbiamo avuto il rilascio di altri 2 ostaggi israeliani. Domani dovrebbe tornare anche il papà di Kfir Ariel Bibas. Voi dalla Commissione, come vedete questa situazione? Io oltre al lavoro in commissione bisogna anche ricordare che presiedo il protocollo Camera-Knesset, che è una sorta di gruppo d'amicizia rafforzato istituzionale di alto livello tra la Camera dei Deputati e il Parlamento di Israele, che è la Knesset. Quindi seguo ogni passaggio molto da vicino, quotidianamente. Cosa vediamo? Vediamo che la speranza, lo abbiamo detto tante volte, ma vogliamo ribadirlo anche stasera,
è certamente data dal nuovo approccio del presidente Trump, dal ritorno a quelli che furono gli accordi di Abramo, che sono ancora in vita, va detto, però mancava un tassello, forse il tassello più importante, ovvero la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele. A quel tassello siamo vicini, alla realizzazione di quel tassello, al compimento, bisogna a tutti i costi arrivarci. Cosa vorrebbe dire questo? Vorrebbe dire che una grande parte del mondo arabo finalmente accetta l'esistenza di Israele, perché non tutti gli ascoltatori lo ricorderanno, ma sono stati gli arabi a rifiutare gli accordi in passato, ma non volendo riconoscere il diritto ad esistere di Israele. Oggi tutto ciò, anche grazie al presidente Trump, è cambiato e speriamo davvero che si realizzi questo, che sarebbe un grande sogno, un sogno di pace, l'alba del nuovo Medio Oriente, come è stata definita, perché tutto ciò stava succedendo e qualcuno ha voluto che non succedesse. E quel qualcuno ovviamente è l'Iran, ma dietro all'Iran ci sono altre potenze che si possono ben immaginare, perché lavorano spalla a spalla, fianco a fianco ogni giorno proprio con l'Iran, siglano con l'Iran accordi strategici a lungo termine e sono anch'esse dittature. Quindi quel qualcuno ha fatto sì che con quel 7 ottobre 2023 tutto saltasse, un percorso di pace delineato, chiaro, concreto, che coinvolgeva mondo arabo ed Israele. Ecco, ripartiamo da qua. Sicuramente. Paolo, invece per quanto riguarda l'Ucraina, certo è un intervento, è un discorso molto complesso, noi abbiamo solo 3 minuti, però ecco, possiamo fare più o meno un recap della situazione? Sì, anche qui ovviamente bisogna menzionare la volontà del presidente Trump, che più volte durante la campagna elettorale aveva annunciato di poter porre termine al conflitto. Arrivata al potere, ha visto, sta prendendo davvero, capendo fino in fondo la complessità però del problema, perché non a caso Trump inaspirerà le sanzioni contro la Russia e cercherà in ogni modo di arrivare a una soluzione che porti la pace, ma senza tradire il sogno di libertà e di democrazia del popolo ucraino. Ecco, e questa è la cosa più importante. Io voglio ringraziare il nostro Paolo Formentini per il suo tempo. Paolo, quali saranno ora i tuoi prossimi impegni? Ma ogni giorno seguire questo mondo in fermento, mondo, lo si è detto prima, purtroppo, ma è la verità, in guerra. C'è chi l'ha definita una terza guerra mondiale a pezzi, un termine forte, una definizione molto forte, però certo ci sono grossi sconvolgimenti praticamente in ogni quadrante del globo. Massima attenzione come sempre a ciò che succede nell'Indo-Pacifico, perché lì si delineeranno i futuri equilibri globali, però non possiamo scordare nemmeno l'Africa. Vediamo cosa sta succedendo in Congo. Il Congo è una crisi molto molto complessa, ci servirebbe una trasmissione intera per analizzarla, ma voglio solo accennare al fatto che quella tanto decantata transizione verde avviene in parte anche grazie ai minerali estratti magari da minatori bambini proprio nelle aree del Nord Kivu, in quella Goma che noi tutti italiani dovremmo ricordare, se non altro per il sacrificio del nostro ambasciatore Attanasio, che a poca distanza da Goma venne ucciso. Ecco, aree di scontri feroci, con la presenza di attori statuali non dichiarata, ma quella del Ruanda ormai accertata, però c'è anche il Burundi che collabora con il Congo contro il Ruanda con le proprie truppe. Ecco, è un conflitto che va preso sul serio, anche perché l'obiettivo dei ribelli è arrivare alla capitale del Congo, Kinshasa, e quindi vedremo. Va bene, allora grazie ancora a Paolo Formentini, che vi ricordo essere vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, e noi ci ritroviamo molto presto. Grazie ancora Paolo. A presto, salutoni. Ciao Paolo! Di nuovo. Allora, Qui Parlamento. chiudiamo qui il nostro Qui Parlamento, adesso ci facciamo una breve pausa e poi ascoltiamo Eli e le storie tese, il primo Allora giorno di ti scuola saluto. del 2015. Tu non vuoi restare? No, me ne vado. Volevi che stavo un po' con te?
No, come vuoi, perché ora abbiamo una differita. Vi E porto allora a la Catania. indifferita me ne vado anche io in differita. Stai a Va bene. sentire, ci sentiamo allora, ci sentiamo e ci prepariamo un po' meglio per la prossima settimana. Il nostro amico Maurizio, se ha qualche contatto da darci per sentire e magari anche per chiarire questa problematica dell'olico, anche perché tutti gli altri impianti ce ne abbiamo solamente uno in quel della Puglia di impianto a terra, e quindi naturalmente un tema in fermento, anche per capire come le popolazioni locali stanno e magari insomma se digeriscono o non digeriscono questo tema. Quindi se hai, Maurizio, ci ascolti ancora, quale contatto, mandacelo, così la prossima settimana sentiremo magari qualche voce, potremo fare un approfondimento proprio su questo tema, con tema di adesso, perché stanno nascendo adesso questi impianti, quindi capire se sa da fare o non sa da fare. Ciao a tutti, ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao Ciao Antonino e ciao Lorenzo, Lorenz, in grazie. bocca al lupo e grande, vai, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Grazie Lorenz, il primo giorno di scuola, Elio e le storie tese, anno di grazia 2015, le 18, 35 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà.
Antonino Danna al microfono con voi per questa seconda parte di Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Chiudiamo la pagina appunto dedicata a questi temi, passiamo all'attualità. Vi voglio portare a Catania. A Catania c'è una bella storia di inclusione, una bella storia di accoglienza, una bella storia di quelle che piacciono tanto agli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana quando parlano di inclusione del cittadino e di sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali. A Catania c'è un asilo, si chiama Atelier del Bosco, che è guidato dalla dirigente, sarebbe meglio dire all'antica preside, Graziella Messina, che ha deciso di accogliere gratuitamente i ragazzini diversamente abili da 0 a 6 anni. Vi voglio fare vedere prima un video. Lorenz, se sei pronto, manda pure in onda. Ecco, lo descriviamo per chi naturalmente ci sta seguendo via radio. In questo video avete potuto vedere, o meglio, abbiamo potuto vedere i bambini intenti alle varie attività dell'asilo, tra cui anche l'agricoltura biologica, ci sono le tartarughe per familiarizzare con gli animali e così via. Adesso però è tempo di raccontarvi il perché di determinate scelte, appunto l'apertura e soprattutto la gratuità dell'accesso a questo asilo per i bambini diversamente abili dai 0 ai 6 anni. Con me appunto la dirigente, o meglio ancora l'antica, la preside di Atelier del Bosco, Graziella Messina, che ringrazio del suo tempo. Lorenz, vai pure. Allora, questa sera qui a Zoom vi raccontiamo una bella storia che viene dal profondo sud, precisamente da Catania, ed è una storia, come potremmo dire, è una storia di amore certamente, ma è anche una storia di inclusione e di affetto che arriva da questa iniziativa guidata da una giovane e coraggiosa dirigente, Graziella Messina, che è qui al telefono, e stiamo parlando dell'Atelier nel Bosco. Che cos'è? È un polo per l'infanzia con sede a Catania, dove si è deciso di fare accoglienza e sostegno gratuito per tutti i bambini da 0 a 6 anni con disabilità. Preside, intanto la chiamo all'antica, benvenuta tra noi e le vorrei chiedere questo: da cosa nasce questa iniziativa? Buongiorno intanto, e mi piace che lei mi chiama all'antica perché qui a scuola mi chiamano tutti così, preside, ed è una cosa bellissima perché la scuola, anche se la nostra scuola è molto innovativa perché è una scuola nel bosco, perché si sta fuori tutto il giorno, però deve rimanere scuola e quindi è bello sentire il concetto di preside, non di dirigente ma di preside. Allora, la scuola nel bosco nasce dal pensiero che i bambini devono avere il contatto fondamentale con la natura, con la terra, devono coltivare, devono credere che la vita sia fatta di elementi naturali, con gli alberi, che ne so, devono piantare, devono crescere insieme alla vita, quindi non di elementi astratti o di elementi già formati o di elementi già precostituiti. Quindi partiamo da questo concetto. La libertà è un elemento fondamentale del nostro pensiero educativo ed è una pedagogia che è stata costruita piano piano ed è diventata importante perché da noi si è investito molto sulla formazione del bambino e dell'insegnante.
Quindi c'è stata una crescita e un'evoluzione dentro la scuola. Abbiamo messo radici, questo è il nostro motto, e ne mettiamo sempre di più perché la scuola sta diventando sempre più grande. Siamo a Catania e cerchiamo di fare tanto per tutti i bambini e soprattutto per i bambini con fatica, che hanno difficoltà. E oggi più che mai portiamo avanti un concetto di aiuto e di accoglienza gratuita, come ha detto lei, perché le famiglie devono essere sostenute, accolte e aiutate, sempre. Invece accade spesso che sono abbandonate, chiaramente in un sistema di vita troppo veloce, che perde il senso vero della vita, che dovrebbe essere altro. Certamente. Senta, e in particolare perché questa decisione appunto di accoglienza e sostegno gratuito dei bambini da 0 a 6 anni con disabilità? Perché tanto tempo fa, nel 2012, le racconto velocemente una piccola storia. Sì. Lavoravo in una scuola, che comunque era anche una delle mie scuole, e venne un genitore con un bambino che chiese accoglienza. Dopo un incontro così veloce, però disse: "Sa, però il mio bambino, insomma, è un bambino nato prematuro, che oggi è disabile, ha 1 anno e mezzo, non riesce a fare tante cose, ancora non cammina, non parla, non potrà fare tante cose da grande". E lui restò così in attesa di una mia risposta. E io ho risposto subito: "Lo porti domani". E il papà, restò in silenzio e dice: "Ma perché mi sta dicendo questa cosa? È vero?" Io ho detto: "Certo che è vero, lo devi portare domani". E papà mi disse: "Ma lo sa che tante scuole mi hanno detto di no, cioè non mi hanno accolto". Io capisco che è difficile accogliere perché c'è bisogno di una grande formazione e non è semplice, accogliere certe disabilità e poter lavorare con delle disabilità, però va fatto, soprattutto va accolto in maniera gratuita perché le famiglie sono oberate di spese infinite quando ci sono grosse disabilità, come tutte le terapie. Noi nella nostra scuola abbiamo la logopedista, abbiamo lo psicomotricista e sono dei terapisti che paghiamo noi come scuola e che diamo come possibilità al genitore di usufruirne in maniera gratuita. Ecco Certamente. perché nasce. Ecco, e la risposta qual è stata? Quante iscrizioni avete avuto? Insomma, quanto interesse si è Guarda, manifestato? Anche perché parliamo del nostro Sud Italia, dove generalmente, tra l'altro, c'è da superare anche una certa barriera, se vogliamo, culturale nei confronti sì, dei sì. ragazzi diversamente abili. Lo so. Io dico sempre siamo tutti bellissimi autistici e secondo me deve diventare un pensiero per tutti. La risposta è in questo momento prepotente perché mi hanno chiamato tanti centri per l'infanzia, mi ha chiamato la referente regionale della disabilità, allora ho tanti bambini già che comunque sono da noi iscritti. Consideri che quest'estate abbiamo fatto anche un GRES, se così si può chiamare, che è un campo estivo dove ci sono stati tanti bambini con grosse disabilità e lo faremo anche quest'estate e adesso abbiamo anche tanti bambini dentro iscritti e c'è tanto da fare, c'è tanta rete da mettere in atto, quindi si deve lavorare assolutamente. Appunto, c'è tanta rete da mettere in atto, ci auguriamo che Sì. le istituzioni siano Operative. Sì. sufficientemente attente e con le antenne ben dritte. Senta, leggo Esatto. qua sul suo Instagram questo pensiero di Franco Arminio, Studi sull'amore. Bisogna avere il coraggio di essere fragili e non fa niente se diamo a Esatto. tanti l'illusione del bersaglio facile e mostriamo la crepa che gli altri possono allargare. Dobbiamo avere il coraggio di farci trovare sempre un po' in affanno, in disordine, in fuorigioco, lontani dalla vita, in debito d'ossigeno, di amicizie, lontani da ogni porto sicuro, perduti anche a noi stessi. Rispetto a un adagio che dice sempre "lascia stare un munno come si trova", mi pare che sia la richiesta di una rivoluzione. Mi sembra che sia un segnale di grande umiltà,
Però dietro l'umiltà c'è una forza esplosiva incredibile. Più si è umili, più si è forti e più si fanno le rivoluzioni, secondo me. Sicuramente. Preside, per questi ragazzini che cosa offrite ogni giorno? Com'è la loro giornata dentro questo asilo? Allora, noi facciamo degli atelier perché siamo atelier nel bosco, quindi loro lavorano con dei laboratori, siamo proprio una scuola di laboratori, quindi dai laboratori manuali, artistici, laboratori gioco-motori, quindi le fiabe in gioco per esempio, poi si sta nel bosco, si raccolgono le foglie, si piantano gli ortaggi, si raccolgono gli ortaggi che noi cuciniamo, che siamo a chilometro zero, si fa pet therapy, abbiamo anche che ne so, le tartarughe, viene il cane o piuttosto che altri animaletti piccolini, poi vengono tante figure esterne, si fa un atelier della letteratura, si legge molto perché è importantissima la lettura, si fa teatro, si fa danza, si fa calcio, le posso dire tante cose, anzi mi piacerebbe invitarla qui in struttura, si fanno laboratori di musicoterapia, laboratori del massaggio per i bambini molto piccoli del micronido. Si fanno anche degli screening per i bambini del micronido dove si guarda la postura con l'osteopata, viene il pediatra, non lo so, e viene anche lo psicoterapeuta per aiutare insomma bambini con altre difficoltà sulla crescita del sé dell'altro, quindi una crescita matura e consapevole, perché abbiamo anche l'infanzia, quindi bambini dai 3 ai 6 anni. E poi abbiamo anche bambini più grandi dell'elementare, ma che non frequentano da noi la scuola primaria, ma che vengono al pomeriggio a fare attività extrascolastiche. Molto bene. Senta, Gianni Minà dice che questa è la domanda la domanda finale del bravo intervistatore. Io non sono un bravo intervistatore, ma gliela pongo lo stesso. Che cosa farà domani? Allora, domani faremo uno screening per le mamme, per le donne, qui a scuola porteremo un medico, una senologa, controlliamo, aiutiamo tutte le donne a fare un controllo, diciamo così, al seno per, come si dice, prevenire meglio che curare tante cose. Quindi questo avverrà prestissimo, fra un mesetto da questa parte, e così vediamo se possiamo stare tutti bene. E questa è la cosa che faremo presto. E poi si vedrà e poi facciamo tante cose. Molto bene. Allora, auguri, buon lavoro e grazie al suo tempo. Grazie. Buon lavoro a voi. Grazie, a presto. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Le 18:48 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione di Chilometro Zoom. Io ringrazio la preside Graziella Messina che in quel di Catania ha deciso di prendere questa decisione estremamente nobile. È bello raccontare a quest'ora della sera, è bello raccontare che c'è ancora l'Italia là fuori in queste cose. Noi, vedete, stiamo vivendo un tempo abbastanza, come potremmo dire, lo dico spesso, sono anni contorti, è vero. Però è altrettanto vero che in questi anni contorti, che sono ripiegati su se stessi, in cui tutti siamo ripiegati su noi stessi, ormai è la logica anche del social che sta permeando un certo modo di essere, un certo modo di vivere. È bello trovare qualcuno che lascia io per dire noi o per occuparsi di noi. Ed è bello, in mezzo a tante notizie di guerre, di disperazione, di dolore, raccontare dei segni di speranza, non perché noi si voglia fare un po' il giornale delle buone notizie, che è una cosa che lascia il tempo che trova e poi è innaturale rispetto al giornalismo. Ma è giornalismo raccontare il fatto che c'è qualcuno
che ancora, diciamo così, sul suo personalissimo cartellino c'è scritto I care, esattamente come Don Lorenzo Milani, io mi interesso, contrapposto al me ne frego di una certa memoria. In Orbace, bene, sono le 18:50 minuti e 22 secondi, allora noi procediamo. Apriamo i telefoni, va, 0292947222, se avete voglia di dire la vostra, di intervenire per commentare quello che vi abbiamo raccontato fino ad ora, commentare i fatti che accadono nel mondo, andiamo a dare anche un'occhiata sulle agenzie, ladies and gentlemen, andiamo a vedere l'ANSA. Germania, non passa la legge sulla stretta sui migranti voluta dalla CDU e appoggiata dall'estrema destra. La legge anti-migranti respinta al Bundestag per 12 voti. La leader Weidel, la vera svolta è possibile solo con AfD. Previste 9 proteste contro Alternative für Deutschland. Ancora, Medio Oriente, l'ex ostaggio Emilia Starmer, prigionia in una sede dell'UNRWA, l'agenzia dedicata appunto dalle Nazioni Unite alla Palestina. Ancora il GUP di Trento, caso Pedri, assolto l'ex primario, il fatto non sussiste. Tensioni sul caso Al-Masri, richiamo dell'UE sulla Corte dell'Aia, i 27 rispettino i mandati d'arresto. Tra l'altro, già che ci siamo, è finito nei guai il povero Bruno Vespa, Brunone nostro, perché ieri sera, 5 minuti, io l'ho visto in diretta, ha avuto questo momento finale in cui ha preso, insomma, un po' cappello, e diciamo che, appunto, come dice il titolo dell'ANSA, difende il governo sul caso Al-Masri, bufera su Vespa. Ora, Bruno Vespa, che ha più di 50 anni di sereno servizio dentro la RAI, credo che non abbia il problema del rinnovo del contratto o il problema della sua sopravvivenza come professionista. È un signore che le ha viste di tutti i colori nella Prima Repubblica, transitando per la Seconda, per cui se ha preso quella posizione evidentemente ha tutte le ragioni del mondo per prenderle. E infatti Bruno Vespa, scrive l'ANSA, finisce nuovamente nel mirino dell'opposizione, stavolta in seguito alle parole pronunciate ieri sera a 5 minuti su Rai 1 in difesa dell'operato del governo Meloni sul caso del carceriere libico Osama Al-Masri. In ogni stato si fanno cose sporchissime, anche trattando coi torturatori per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli stati del mondo, ha detto il conduttore dopo un dibattito piuttosto acceso al quale erano presenti Francesco Sisto, vice ministro alla giustizia di Forza Italia, e Angelo Bonelli, leader di AWS. Vespa ha superato se stesso, altro che terza camera, è diventato il portavoce ufficiale di Palazzo Chigi, commenta Sandro Ruotolo del PD, con uno zelo che neanche i ministri in carica riescono più a mostrare senza imbarazzo, aggiungono gli esponenti 5 Stelle in commissione vigilanza. Vespa ha guardato dritto in camera, puntato gli indici come un tribuno e sentenziato che i paesi trattano anche con i torturatori. Questa non è informazione, giustificazione, è propaganda. Un consiglio a Bruno Vespa, concludono, se proprio ci tiene così tanto a sostenere il governo, faccia il passo definitivo, si candidi con Fratelli d'Italia, almeno avremo finalmente chiarezza. Voi invece prendete un libro di storia, cercate di studiare e scoprire che cosa fosse l'aereo Argo 16 e soprattutto che cosa fosse il Lodomoro. Poi magari dopo che leggete quella roba lì e vi documentate e vi torna alla memoria, allora poi possiamo parlare di tutta sta roba qua. Benissimo, noi adesso ci fermiamo un momentino. Nino Taranto, fatte fa la foto del 1956, breve pausa e poi si torna con Ale Musella. A tra poco.
A te la linea. Oh, rieccoci qua. Tavo fa una foto e fatevela, insomma. Certo, io preferisco quelle in pellicola, lo sapete, rispetto alla roba digitale, anche perché, voglio dire, 350 anni uno guarda contro luce il pezzo di rullino e vede un'immagine. Una memoria elettronica, direte voi, ma si può sempre stampare la foto, certo. Però, quello che conta cos'è? È la memoria delle cose che si fanno. Era l'anno 1956, questo era Nino Taranto, fatte fa foto, ma adesso al telefono c'è egli, Ale Musella, e infatti stasera si parla di fotografia. Ciao Ale, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Allora, fotografia, per piccina che tu sia, sei la mia follia, dimmi un po'. E sei sempre casa mia. Ah, quello sempre, mio caro. Io, tra l'altro, mo c'ho da finire un rullino da 36, ho già fatto 5-6 foto in quel di Strasburgo, ovviamente lo dovrò consumare a breve. Ci hai un po' rotto le palle, perché io ti ho detto fammele vedere che ti racconto come possono essere posizionate, te no, te fotografi così alla cazzo, capito? Ma mi devi dare il tempo di svilupparle, come faccio? Mi brucio 29 foto per nulla. Dammi il tempo, fine mese, fine febbraio, prometto che sviluppo tutto e ti mando il pacco delle foto. Oh. Racconta un po', dimmi un po' l'arte nella fotografia. Tra l'altro è un periodo in cui, se non sbaglio, ci sono 2 o 3 belle mostre in giro. Allora, la fotografia l'abbiamo trattata diverse volte, no? Allora, il premio Pulitzer era lo scatto trovato, per cui non era la qualità della foto, ma era l'attimo. Sì. Quello era legato al Pulitzer. Oggi, quando si parla di fotografia, e come ti ho detto tante volte, in Italia fai fatica, cioè perché veramente adesso tutti quanti col telefonino si sentono Newton, si sentono Toscani, si sentono Gaster, capito? Perché poi ovviamente vanno a correggere la fotografia d'artista, o comunque lo scatto, deve essere salvaguardato. Certo. Sono i primi gli artisti, i fotografi, a dover capire che, perché il fotografo per antonomasia è quello che dice: faccio la foto, la vendo. Ti ricordi Andy White London? Sì, esattamente. Per cui uno ti dice: benissimo, facciamo solo 100 copie, 100. Il fotografo non riesce a comprendere che se io ti dico vuol dire che tu mi fai una foto e non ne fai più di 8, lui si sente deturpato da una parte. Però se io ti vendo le tue 8 foto a 3.000 euro, è un conto. Anzi, però lui dice: no, ma io la mia foto la voglio vendere, se uno la chiede, e allora vendela a 30 euro. Cioè, nel senso, il fotografo italiano non ha ancora capito che cosa vuol dire, che cosa voglia dire fare una foto d'autore e stoppare il numero delle stampe. Esatto. È proprio questo il punto. Proprio questo il punto. Se no diventate dei poster da Ikea. Poi attenzione, oggi ho fatto un post nel centro, c'è la qualità, c'è l'immagine, c'è l'intuizione, perché oggi la fotografia non è la fotografia perfetta fatta in studio. La fotografia è quel momento in cui tu sei riuscito a scattare e poi quello scatto lo riproduci 8 volte, 10 volte e basta. Io con Andy White London ho parlato con diversi artisti, no? Con diversi fotografi. Ovviamente sulla piattaforma che volevamo fare noi, che tra un po' partirà piuttosto che,
da 1 a 100 hai un prezzo di un certo tipo. Il fotografo è il primo che non riesce a far capire che se tu svendi il tuo lavoro, come ti ho detto prima, tu diventi un poster. E il poster costa 20 euro. Appunto. Tu sei un fotografo, giusto? Sì. Però usi una macchina fotografica a Wanagana, nel senso tu saresti da camera oscura. Beh sì, se potessi sì, me la monterei una camera oscura in casa, sì. Perché lì c'è un concetto differente. Oggi veramente la fotografia, io in Italia adesso abbiamo comprato uno spazio a Pietrasanta, ok? Pietrasanta, dove voglio che la fotografia venga vista come arte, perché in Italia veramente, Antonino, facciamo fatica a far capire che la fotografia può essere arte. Sì, è vero. E purtroppo è stata anche abbastanza svilita dal fatto che chiunque preme il pulsante ha fatto la foto, ma quella non è fotografia, è un'altra cosa. È la stessa differenza che c'è tra studiare la storia di Roccaraso e andarci perché te l'ha detto l'influencer. Però Antonino, cosa succede? Allora, ti ho detto il Pulitzer era l'attimo, no? Il fatto che tu possa vincere il Pulitzer perché eri lì con la tua macchina fotografica pesante, una cosa altra, e sei riuscito a cogliere l'attimo. Tipo Agnelli che si buttava dal suo panfilo nudo. Sì. L'attimo. Oggi la fotografia deve avere un'anima, perché altrimenti non riesci a farla digerire come opera d'arte. Esatto. No, tu sei un purista, no? Per cui qual è la tua macchina fotografica? Allora, io ho sia Praktica Reflex che Leica M3, quindi più ho anche la Polaroid Time Zero dell'81. Allora, già la Polaroid One Gauss e anche la Leica. Sì. Oggi queste cose che tu mi dici, chi fa le foto, non sanno neanche cosa sia. Appunto. Sanno solo dire, c'è il rullino, si trova ancora. Sono sorpresi. Ma certo, allora, io qua in galleria ho adesso sto iniziando a inserire un po' più di fotografia, però anche con i fotografi, a loro dico, devi raccontarmi qualcosa, perché altrimenti se mi fai la foto bella del pontile di Forza dei Marmi, perdonami, che cazzo me ne frega, cioè, nel senso, appunto, non posso considerarla un'opera d'arte. Esatto. E anche questo devono comprendere i fotografi, che tu devi comunque fare qualcosa che nessuno ha fatto, per cui anche la stessa fotografia può essere manipolata, può essere trasformata, perché altrimenti quando io vedo le persone che mi arrivano e mi fanno vedere una foto bellissima del pontile, ho capito, è la classica che se uno fa la fotografia poi se la fa a casa e se la stampa con 15 euro. Il concetto è che devono capire che la fotografia d'artista ha un valore proprio perché è dell'artista ed è firmata dall'artista. Anche qua in galleria, cioè quando arriva la gente, io dico sempre, potete filmare, potete fare le fotografie, potete toccare, È ovvio che quando ho un quadro bidimensionale uno può fare una foto, in teoria se la può far stampare dal suo stampatore preferito e se la porta a casa. Però il concetto base di chi ama l'arte è quello è un pezzo d'arte che ha un valore e che io voglio portarmi a casa.
perché altrimenti puoi fotografare anche la Gioconda. Sì, questo sicuramente. Cioè, Andy Warhol, quando ha iniziato con la pop art vuol dire popular art, e lui, al di là di quelli che hanno veduto, allora ricordatevi una cosa, allora, il più costoso dei suoi è stato venduto a $250.000, 250 mila dollari, ok? E poi c'è stato Blue Shot a 195. Poi però altre opere di Andy Warhol a quei livelli non le hai più sentite. Infatti. O sbaglio? No, decisamente no, ma anche perché era la mano di Warhol. Se io con la sua stessa macchina avessi scattato 10 fotografie, sarebbero 10 cacate fatte da Antonino Danna, sia pure usando la macchina di Andy Warhol. Però Antonino, attenzione, ricordiamoci che Andy Warhol era del 50, piuttosto che, per cui è stato un antesignano, perché quello che ha fatto lui era un pessimo pittore, fotograficamente parlando era uno dei tanti. Lui ha fatto delle cose per cui le ha fatte negli anni 50, 60, ed è per quello che è importante, perché non voglio fare lo stronzo, ma Andy Warhol altrimenti è un grande genio, perché ha inventato il talk show, ha inventato quello che vuoi, ma se parliamo di arte parliamo di niente. Però allora a sto punto io ti dico, Andy Warhol è un grande genio perché ha saputo vendere se stesso sostanzialmente. Allora, fino a che punto è arte, fino a che punto è il personaggio che crea l'arte? Antonino, cioè, allora non vedo per quale motivo veramente Paniccia, quello di cui parlava sempre Andrea Di Pre, non deve essere considerato un vero artista. Allora, Antonino, ricordati che Andy Warhol e Marilyn Monroe, dopo la fine della seconda guerra mondiale, sono stati presi ad esempio dal governo americano, che ha detto: benissimo, non ci avete mai cagato fino adesso, perché in effetti prima della seconda guerra mondiale non si sapeva neanche che cosa ci fosse dall'altra parte, quindi noi attraverso Marilyn Monroe e Andy Warhol vi facciamo capire cos'è la nostra arte, e abbiamo spostato il baricentro dell'arte, che era prima in Europa, di là. Per cui Andy Warhol ha fatto delle mostre in Svezia, in Norvegia, in Inghilterra, stiamo parlando degli anni 60. A Leo Castelli stava pure sul cazzo. Ecco. Cioè, nel senso, tutti dicono: Leo Castelli l'ha scoperto. Sì, l'ha scoperto, ma non gli piaceva. Capito? Per cui quello che è stato fatto per Andy Warhol e anche per Marilyn Monroe, lei era la donna icona del consumismo. Lui era il primo artista del consumismo, perché comunque sia le scatole di pelati, per cui stiamo parlando di questo. Sì. Però senti, c'è un artista secondo te che ha fatto più col suo personaggio rispetto che con la sua capacità di antivedere o di proporre qualcosa di innovativo? Cioè io penso anche all'Europa di inizio Novecento, se possiamo metterci in questa categoria anche Gabriele D'Annunzio, voglio dire, uno che faceva arte della sua stessa esistenza o provava a far credere agli altri che la sua esistenza fosse arte. Ma Gabriele D'Annunzio è stato un poeta, lui non ha mai fatto arte ufficialmente, capito? Lui era il vate, capito? Cioè lui era quello che nella Tamara enciclica ha detto: un nano che mi ha rotto i coglioni. Cioè, anche il vittoriale, comunque quando tu vai lì, cioè, lui era un genio, D'Annunzio. Molto più sulle parole che cioè, lui non ha mai fatto che sulla parte artistica. Sì.
Però per quanto comunque il Littoriale, sì, il Vittoriale sia una sorta di lascito artistico dell'uomo, no? Una somma della sua visione una summa della sua visione estetica. Ma una summa della sua visione, lui era basso, e per cui lui il Vittoriale, cioè veramente è stato creato per mettere come si dice, a disagio le persone che ci andavano. Sì. Tu sei mai stato al Vittoriale? No, non ho avuto ancora il piacere, ma è uno dei posti che mi piacerebbe vedere. Perché uno che si è messo in casa mezzo incrociatore e uno che è tanta roba a prescindere. Poi non parliamo di tutti i suoi preziosismi e orpelli dentro la villa. Però ci sono delle parti in cui le persone arrivano e più arrivano verso un'uscita e più si devono abbassare. Cioè, per cui il Vittoriale è stato creato da D'Annunzio per mettere a disagio le persone che ci andavano. Niente meno. Certo, ti faccio un esempio sciocco. Sì. Nel momento in cui io faccio un colloquio con una persona, sì, a me è capitato di fare dei colloqui dall'altra parte, cioè non da chi doveva decidere, ma da chi. Ti mettono la sedia più bassa. Tu sei messo in una condizione di inferiorità, perché comunque sia inferiorità psicologica. La sedia più bassa. E per cui quello che ti sta controllando, che ti sta chiedendo le cose, ti guarda dall'alto. Questa è la stessa cosa che ha fatto D'Annunzio per il Vittoriale, piuttosto che... Ancora adesso, quando tu vai a fare un colloquio, ti devi rendere conto di quanto è alta la tua sedia, perché se tu hai davanti uno che è 40 centimetri più alto di te, semplicemente perché la tua sedia è più bassa, tu sei in sudditanza. Sì, indubbiamente. Per cui D'Annunzio ha creato il Vittoriale proprio per creare una sorta di disagio, però quando la Tamara è andata in Italia, l'aveva anche scritto, no? Lei non gliela voleva dare, lui continuava a rompere i coglioni, lui ha parlato mai di lei, ma perché la volpe ruba, nel senso lui non è riuscito ad arrivare, e lei mi ha detto: io a un certo punto mi sono trovato un nano in divisa militare che ho sfanculato. Ecco, parliamo di Tamara Dell'Empicca. Certo. Ecco, che è quanto dire, anche lei altro grande nome dell'arte. Senti, una buona fotografia che si fa arte, come può esserlo? Allora, come ho detto, deve essere lo scatto, quindi deve essere qualcosa che attiri attenzione, la qualità della stampa, perché altrimenti non puoi farla vedere sul telefonino o sul computer. Però bisogna fare attenzione, perché adesso veramente con la fotografia chiunque fa qualsiasi cosa. E anche Toscani, che a me non piaceva, però riconosco che è stato un antesignano, cioè ha fatto lui era un creativo. Perché poi la parte fotografica era veramente relativa. Oggi non abbiamo più un fotografo importante, e per cui nelle gallerie difficilmente vengono a recuperare le fotografie. Sì. E secondo te, poi tra l'altro tu mi fai pensare anche, tu dici l'innovazione, che è caduto Musella, Lorenz? Sì, lo richiamo subito. Va benissimo.
anche perché gli volevo chiedere una cosa a proposito di Toscani, visto e considerato che io mi ricordo alcune sue uscite fotografiche che francamente ancora mi chiedo il senso, però vabbè, dovremmo farcela. Vediamo un po' se riusciamo a ritrovare il nostro Ale Musella, vediamo se ce la facciamo, se il telefono ci aiuta, perché ogni tanto, come sapete, queste nostre come possiamo dire, queste nostre conversazioni possono avere questi intermezzi un po' particolari. Niente, allora andiamo avanti con la nostra trasmissione e in particolare allora andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, andiamo a vedere che cosa succede. 0292947222 se volete intervenire, dire la vostra, perché abbiamo tutto il tempo per discutere di varie ed eventuali. Allora, andiamo a vedere che succede. Vi dicevo del fatto che in Germania non è passata la legge sulla stretta sui migranti voluta dalla CDU e appoggiata anche da AfD. E poi c'è questa cosa che io trovo veramente scandalosa, l'ex ostaggio Emily che parla con Starmer e gli dice: io sono stata ospite sotto una base, una sede dell'agenzia dell'ONU anzi in una struttura dell'agenzia dell'ONU per i palestinesi. Siamo qua sull'Ansa, a Gaza sono stata tenuta prigioniera in una struttura dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i palestinesi, e nonostante fossi ferita non ho ricevuto cure mediche. Lo ha detto in una conversazione telefonica col primo ministro britannico Keir Starmer l'ex ostaggio anglo-israeliano Emily Damari, liberata nei giorni scorsi da Hamas. Sabato intanto sarà un altro giorno di gioia per chi torna a casa, per le famiglie. Per 3 ostaggi, uomini civili e in vita, finiranno 484 interminabili giorni di prigionia nelle mani dei terroristi a Gaza. In cambio, secondo le informazioni di Hamas, saranno scarcerati 9 detenuti palestinesi che stanno scontando ergastoli e altri 81 condannati a lunghe pene detentive. Ma la tragedia è dietro la porta. Perché? Perché i rapiti israeliani che saranno liberati sono Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel. Yarden, 35 anni compiuti da prigioniero, è il padre dei 2 bambini dai capelli rossi, Kfir e Ariel, 2 e 5 anni, e marito di Shiri, primi nell'elenco dell'accordo firmato a Doha a dover essere rilasciati, ma di cui si sono perse le tracce. E che Hamas ha dichiarato morti in un bombardamento israeliano già nel novembre del 23, quando non li consegnò alla Croce Rossa durante il primo cessate il fuoco. Il nostro Yarden dovrebbe tornare domani e siamo così emozionati, ma Shiri e i bambini non sono ancora tornati. Le emozioni sono contrastanti e stiamo affrontando giorni complessi. Vi preghiamo di proteggere il cuore di Yarden. Vi amiamo, caro popolo di Israele, e nostri fantastici sostenitori in tutto il mondo, hanno scritto i parenti su Instagram. Il dramma di questa famiglia sta tutto in queste parole delicate. Shiri e i figli sono stati presi in ostaggio da Hamas dalla loro casa nel kibbutz di Nir Oz. Le loro foto tappezzano le città di Israele. I loro volti sono impressi nella psiche di tutto il paese e in coloro che condividono questi sentimenti, hanno scritto i media. Nel video girato dai terroristi durante il rapimento, la madre teneva in braccio i suoi piccoli, smarrite e sotto shock. Successivamente, un altro filmato recuperato dall'IDF, le forze armate di Israele, li mostrava in una stradina a Khan Yunis, nel sud della striscia, circondati dai miliziani. Yarden è stato sequestrato separatamente, portato a Gaza in motocicletta. All'arrivo è stato assaltato da una folla di civili che l'ha colpito in testa con una pietra, come mostra la clip postata su Telegram da qualcuno nell'enclave. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Sì, buonasera caro Antonino. Buonasera Antonello. Nebbia agli Irticolli, piovigginando sale. Bene. Ecco, questo è l'inizio della serata.
A proposito di quello che sta succedendo con questi ostaggi qui, rilasciati, non rilasciati, dichiarazioni che verranno rilasciati, poi non si sa se sono rilasciati vivi o rilasciati morti, anzi ce ne sono diversi che sono anche morti di ostaggi israeliani. Ebbene, mi sto facendo la domanda: perché il governo israeliano non rilascia nel conteggio stabilito, famosi 100 palestinesi pro un ostaggio israeliano, ecco, tra quei 100 non ne rilascia una cinquantina di morti, palestinesi morti. Sì, perché se tu mi rilasci ostaggi morti, io ti rilascio palestinesi morti. Ecco, è questo che non capisco. Grazie Antonino, grazie. La differenza è nel fatto che Israele è una democrazia, per cui anche i peggiori assassini sono comunque in carcere a scontare l'ergastolo. Poi non sono 100 per uno, sono 30 per ogni ostaggio vivo in vita civile e 50 per ogni militare. Ma detto ciò, resta il fatto che loro stanno in carcere, i palestinesi, in quel di Israele, con tutti i diritti dei carcerati, dopo aver subito un regolare processo, eccetera, 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 perché molto spesso ci si dimentica di questo fatto. Ne è venuto fuori uno nei giorni scorsi che era lì dagli anni '80 in galera. Non è stato mandato a morte. L'unico che è stato mandato a morte in Israele, nella storia di Israele, è stato Adolf Eichmann, per quello che aveva fatto per aver guidato l'Olocausto, ed è stato l'unico caso in cui in Israele si sia applicata la pena di morte. Per cui loro possono tornare vivi e vegeti alle loro case, mentre invece ci sono famiglie che piangeranno negli anni a venire delle persone che torneranno solo sotto forma di cadavere, se li troveranno. Questa è la differenza. E questa differenza forse dovrebbe essere ben chiara, soprattutto a quelli che sfilano al sabato gridando Free Palestine o From the River to the Sea e inneggiano a un regime di terroristi e tagliagole che, se potesse, farebbe lo stesso anche a loro. Questa è la differenza. Questa è la differenza, caro Antonello, e questa è la realtà dei fatti. Andiamo a vedere che cosa è successo in Germania. In Germania, scrive l'ANSA, bocciata al Bundestag la legge antimigranti, non regge l'asse CDU-AfD. A favore della stretta hanno votato 338 deputati, 12 in meno dei 350 necessari per approvarla. Defezioni tra i liberali, 2 contrari, 5 astensioni, 16 assenti. La proposta di legge era sostenuta dall'ultradestra sulla scia della mozione varata mercoledì coi voti decisivi di AfD. Nonostante al Parlamento tedesco la temuta proposta di legge della CDU per una stretta sulla politica migratoria non abbia ottenuto la maggioranza, la mobilitazione partita ieri contro ogni forma di collaborazione con l'ultradestra di AfD non accenna a diminuire. Per il fine settimana sono in programma manifestazioni nelle principali città tedesche. Domani sono previste a Lipsia, Colonia, Stoccarda, Mannheim. Domenica tocca a Berlino, Norimberga, Kassel, Ulm. Dopo il voto al Parlamento tedesco, il candidato alla cancelleria per la CDU-CSU, Friedrich Merz, ritiene che ci sia una responsabilità dei liberali della FDP. Da parte liberale ci sono 2 voti contrari, 5 astensioni, 16 parlamentari che non hanno partecipato al voto. In questo modo, con le assenze, le astensioni e persino 2 voti contrari, la FDP ha contribuito a impedire un'inversione di tendenza in materia di asilo e migrazione. Di questo sono dispiaciuto. Il voto appunto ha visto 350 parlamentari a favore, 338 contrari, 5 astenuti. Mi spiace che non si sia arrivati a un'approvazione della nostra proposta, ma sono grato che il gruppo parlamentare abbia seguito la strada sulla quale ci eravamo accordati. Sono 12 parlamentari dell'Unione che non hanno votato a favore. Questo lo rispetto, ha detto il leader dell'Unione CDU-CSU in uno statement dopo il voto al Bundestag. Mi dispiace che non sia riuscita la svolta sull'asilo, ma questo risultato fa comunque chiarezza su dove siamo noi e dove sono socialdemocratici e verdi, ha continuato sottolineando le differenze tra le posizioni e i partiti.
e in particolare è stata una settimana molto vivace, ma il parlamentarismo tedesco esce vincente, ha concluso. La legge antimigranti non è passata appunto per 12 voti. Nel frattempo Alice Weidel, che è la leader di AfD, ha detto una vera svolta sull'immigrazione è possibile solo con noi. Quella che abbiamo visto oggi è l'implosione di un partito conservatore. Weidel ha definito il risultato un'amara sconfitta di Friedrich Merz, mentre gli altri partiti sono nel puro caos. Merz era scattato come una tigre ed è atterrato come uno scendiletto, ha detto la leader di AfD. Merz è stato smontato, ha concluso. Non ha sufficiente sostegno nel suo gruppo parlamentare per la sua presunta politica migratoria più dura. I suoi potenziali partner, Verdi ed SPD, gli hanno inflitto un'amara sconfitta. Questo lo scrive su X l'eurodeputato tedesco dell'AfD René Ost dopo appunto la bocciatura in quel del Bundestag. Se l'AfD avesse ottenuto poco meno dell'1% in più alle ultime elezioni federali, oggi la limitazione dell'afflusso libero di migranti sarebbe stata approvata. Ma la lezione di oggi è l'AfD deve essere più forte possibile. Su questo tema sarà bene risentire la prossima settimana il nostro Roberto Giardina, perché a questo punto vogliamo capire un po' come vanno le cose e soprattutto che cosa potrà succedere. Ma adesso è giunto il momento di diritto e rovescio con lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi. Lorenz, quando sei pronto, vai pure. Era uscita la disposizione che i tassisti erano tenuti a farsi pagare solo per via elettronica. La norma però è stata variamente disattesa. Al nord i giovani tassisti si sono subito adeguati, i vecchi invece hanno tentato di resistere implorando il contante oppure dicendo che il registratore digitale del pagamento si era improvvisamente rotto. A Roma invece il pagamento con carta di credito, salvo i giovani anche qui, non lo accettava proprio nessuno. E a chi aveva la scusa di dover pagare, poniamo, 12 euro con una moneta di 50 euro, scusando si sa il bancomat dà solo questo taglio, il tassista che sembrava una banca era pronto a dare qualsiasi tipo di resto. Adesso è uscita una nuova norma che prevede che nel caso di pagamento in contanti della nota spese, il datore di lavoro non può più rimborsarla. È scattato quindi il conflitto di interesse. Adesso il cliente di taxi o di ristorante o anche di pizzeria esige di pagare elettronicamente perché in caso contrario non viene rimborsato. Come mai i governi precedenti che si dichiaravano anti-evasori non ci hanno mai pensato prima? Va bene, si sono fatte le 19, 29 minuti e 30 secondi. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Rocky Roberts. Stasera mi butto, 1967, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Antonino, a te la linea. Benissimo, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. 0292947222 se avete voglia di dire la vostra per telefono, ma credo ci sia una telefonata. Può essere, Lorenz? Sì. Vediamo un po'. Sì? Pronto? Chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Buonasera a te Antonino, all'equipe e a tutti gli ascoltatori di Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la Talk Radio. Ecco, dunque, mi fregio di intervenire, potrei parlare del caso Alemanno, ex ministro e sindaco di Roma, che ha gli arresti a Rebibbia, a cui i servizi sociali sono stati revocati, dunque per illeciti dovrà rimanere in carcere. Potrei parlare del caso Santanchè per la truffa ai danni dello Stato riguardo il caso Visibilia, per il falso in bilancio che è stata rinviata a giudizio. Potrei parlare del rapper Killa, che è stato escluso dal Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che da poco comincerà, e chi più chi meno, al di là dell'ipocrita sensazione che ci sia chi se ne freghi, comunque ne parleranno, perché quella è la settimana in cui non si fa altro che parlare della carne scanora, anche di tutto ciò che gira intorno più che delle canzoni stesse, per il fatto che il rapper sia indagato per associazione a delinquere riguardo al caso degli ultra di Inter Milan, o anche del caso Pandoro Gate della Ferragni, tutto questo gossip che c'è in giro rispetto alla separazione con il suo ex e sulla falsa beneficenza per cui lei è stata anche rinviata a giudizio per truffa aggravata. E allora, Antonino, se tu mi permetti, fin quando non ci congederemo con un saluto, vorrei andare con il punto. Posso? Prego. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la Talk Radio. Meloni, l'indagine, un danno agli italiani, i giudici vogliono governare. La notizia era trapelata ieri sera, dopo un pomeriggio di voci che si rincorrevano, poi la conferma durante l'ottava edizione dell'evento La ripartenza, liberi di pensare, ideato da Nicola Porro. Un po' sorpresa interviene anche Giorgia Meloni. E lo fa nel pieno del caso Al-Masri, il cittadino libico, prima arrestato, poi liberato e infine espulso dall'Italia, che a quanto pare sarebbe un criminale, che è costato alla pelle, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, al Viminale, ministro degli interni Ernesto Penterosi, al guardia civili, ministro di grazia e giustizia Caro Nordio, l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento e peculato. Il nostro impegno per difendere l'Italia proseguirà come sempre con determinazione e senza esitazione, l'ho detto ieri. Quando sono in gioco la sicurezza delle nazioni e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro, dritti per la nostra strada. E dunque oggi la Premier non ha cambiato posizione, dopo i saluti di rito. Porro non poteva non chiederle conto dell'indagine finita sul tavolo del Tribunale dei Ministri. L'atto era chiaramente non dovuto ma voluto, attacca Meloni. Le procure in queste cose hanno la loro discrezionalità, come dimostrato dalle numerosissime denunce fatte dai cittadini contro le istituzioni durante il Covid. E dunque in questo scenario l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati rischia di rovinare tutto, ha fatto il giro del mondo. Ieri si è ritrovata sulla prima pagina del Financial Times addirittura con la notizia che è indagata, e se in Italia i cittadini capiscono cosa sta accadendo, all'estero non è la stessa cosa. Secondo voi il fondo di investimento norvegese, dopo aver letto questa notizia, sarà più portato a comprare altri titoli qui, oppure anche i rapporti instaurati con l'Arabia Saudita saranno gli stessi? Quello che sta accadendo è un danno alla nazione e alle sue speranze, e la cosa la manda ai matti, pur essendo questo un dispositivo che rende conto di fare tanti sacrifici, ma gli italiani che dovrebbero remare con te invece ti remano conto, smontano tutto il lavoro che fai. E dunque questa è redrazione che le sta toccando. Non sono demoralizzata, dice, neanche preoccupata. Lo sapevo a cosa si è andata incontro, dice la Meloni. La sua è una battaglia per l'Italia normale, che forse va oltre la destra e la sinistra, perché non è normale che i governi li scelga il palazzo e non il popolo. Non è normale che alcuni magistrati
politicizzati cerchino di colpire chi non è schierato con loro, non è normale che quando arriva la finanza bisogna essere terrorizzati anche se non è fatto nulla di male. Degenerazioni che per la Meloni mettono in ginocchio il paese. Vado a concludere, poi l'affondo contro le toghe, una parte di giudici, per fortuna pochi, vogliono decidere la politica industriale, vogliono decidere la politica di immigrazione, vogliono decidere se come si possa riformare la giustizia, per cosa si può spendere e per cosa no. In pratica vogliono governare loro. Il problema è che se lei sbaglia gli italiani la mandano a casa, se loro sbagliano invece nessuno può dire niente, ma nessun potere al mondo in uno Stato democratico funziona così. E dunque questo è chiaro. Io ti chiedo, Antonino, finendo, il timore fondato è che un pezzo dei grossi gruppi di potere italiani non abbiano a genio questo governo e lavorino per abbatterlo, ma gli italiani bisognerebbe dire che la Meloni sembra non voler mollare indietro un passo manco di 1 millimetro. E allora tu che cosa credi che sia meglio che faccia questo governo Meloni? Da Michele Caruso, grazie, buona serata e buon weekend. La Meloni deve andare avanti, tanto questi sono tutti voti a suo favore. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, ciao Antonino, sono Manzoni. Poi, immenso, allora, bentornato. Carissimo. Allora, sì, sono tornato. Mi complimento perché, visto che non si può mai telefonare, volevo fare un appello, per favore. Quando chiama Caruso, segalo, sfumalo, fai qualcosa, perché questo fa un'omelia che nemmeno il Papa all'Angelus fa. Basta, tutto qua. Toglietelo dalle palle, perché ci racconti i cazzi suoi e ci dice anche su cosa potrebbe intervenire, che a noi non ci frega un emerito cazzo. Ciao. E perché non chiami tu allora, scusami? No, perché a parte il fatto che le telefonate aperte non ci sono più, quindi come le telefonate aperte non ci sono più? Stasera la gente ha telefonato Antonello Dal Veneto. In questo programma io il telefono lo apro, perché il telefono non è aperto? di questa cosa. Io lo apro, ma tante volte non vogliono telefonare. Che faccio? Poi quando non avete più niente da dire, attaccate. Ecco qua, auguri. Va bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Il telefono comunque è ancora aperto, 340 670 9659 se volete mandare le vostre zappe, oppure 029294 7222 se volete intervenire per telefono. Vorrei anche aggiungere una cosa. Non è che siccome parla uno e non ti piace, allora non deve parlare. Benissimo, parla tu. Ah no, io non parlo perché non ci sono le telefonate, cosa che non è assolutamente vera, perché in questa trasmissione il telefono è sempre aperto. Per cui, di che cosa vogliamo discutere? Pronto, chi è là? Sono Dario Confaloniere, ciao Antonino. Carissimo. Sono contento di parlarti personalmente. Ben trovato. Finalmente. Niente, ho bisogno di parlarti, ma non in radio, ho bisogno di parlarti privatamente. Se vuoi telefonarmi, se puoi telefonarmi quando vuoi, non lo so. O mi dici quando posso telefonarti io. Vabbè, ma di che cosa dobbiamo parlare, scusami? Di macchine fotografiche, per esempio, di fotografia. Ah, ho capito. Poi troviamo tempo, va bene? Lascio il mio numero. Vabbè, poi mi contatti attraverso Facebook e vediamo. Dai, grazie. Va bene. Ok, ciao. Ti saluto, altra telefonata. Pronto, chi è là? E potrebbe lasciarti la bella foto, sto amico qua, dai. Sempre Antonello Dal Veneto. Ma è uno in gamba, Dario. Dimmi tutto, Antonello. Ti propongo un argomento su cui dovresti aprire i riflettori a 1000, ovvero il governo potrebbe denunciare il procuratore Lo Voi per la rivelazione del segreto d'ufficio. Ti dice niente questo? Questa è una bella domanda, caro Antonello. Chissà che la Bongiorno non abbia valutato anche questo, perché ti vorrei ricordare che il governo ha preso come avvocato difensore la Bongiorno. Infatti si tratta della rivelazione di un segreto d'ufficio che questo procuratore avrebbe fatto a favore del, il santo quotidiano Domani. Sì. Quindi io magari domani o dopodomani o lunedì aprite un bel faro su questo argomento.
Vedremo se magari ne vorrà parlare con noi Giulia Bongiorno. Questo è un bel suggerimento, grazie. Vediamo che possiamo fare, ok? Grazie. Grazie a te ancora, sono le 19:42 minuti e 10 secondi. Se avete voglia di dire la vostra, se avete voglia di intervenire, il telefono è ancora aperto, 02 9294 7222 e naturalmente 340 670 9659. Apprezzo molto il tuo parere a proposito della situazione israelo-palestinese, mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma. Grazie, insomma, si cerca di raccontare un pochettino le cose, perché ultimamente mi pare che Hamas abbia dato i punti per quanto riguarda la capacità di narrazione a Israele, e questa è la vergogna, perché la gente crede alle parole di un gruppo di tagliagole, non alle parole dell'unica democrazia medio orientale, e questa è la cosa che più mi lascia perplesso. Maurizio, vergogna internazionale senza limiti per il nuovo ritorno in Italia di tutti i 49 trasportati in Albania. Miliardi e noi italiani ridicolizzati da tali comportamenti dei giudici e dal silenzio dell'Europa. Mandiamo Mattarella e soci a far vacanza nel centro albanese. Almeno i nostri soldati assistenti faranno qualcosa. Il grande Totò diceva e io pago. Vabbè, Maurizio, mi pare che questa sera siamo andati un po' sulla battuta da bar, perdonami. Non è questo. Ti seguo sul fatto che non è possibile che questo governo cerchi di implementare una determinata politica e poi se la vede rovinata da determinati interventi. È chiaro che bisognerà adeguare la normativa europea. Per quanto riguarda il resto, porta pazienza, ma non ti seguo. Va bene, sono le 19:44 in questo momento, abbiamo ancora un minuto, l'ultimo minuto per chiudere questa trasmissione, poi ci saluteremo con Iva Zanicchi, Zingara del 1969. Prendi questa mano, Zingara, cantata tra l'altro in compagnia, c'era anche Bobby Solo in quel Sanremo del 1969. Vi state preparando per il festival? Dai, io lo ammetto, lo guardo e lo seguo perché è uno dei grandi riti dell'Italia repubblicana. Via, lo voglio dire, vorrei che fosse chiaro. Lancio della bici dai Murazzi di Torino, chiesti 16 anni per Victor Ulinici. Ancora New York Times, vietata agli elicotteri lo spazio aereo dell'aeroporto Ronald Reagan, riapre la pista, riapre l'aeroporto. La Casa Bianca, da domani dazi su Canada, Messico e Cina, quindi Trump ora passa all'azione. Va bene, noi abbiamo finito. Lorenz, grazie di tutto, sei un picciotto in gamba, te l'ho già detto, il mondo sentirà parlare ancora di te. Io ti auguro tutto il meglio, ti ringrazio del servizio che hai reso a questa radio e a questa trasmissione segnatamente, sei stato un grande compagno di viaggio, al piacere di ritrovarci prima o poi da qualche parte. Grazie ancora a tutti voi, domani alle 9:35 trattabili il garage dell'Alfista e che dire di più, che the best, amici e amici miei ma non dell'avventura, is yet to come, deve ancora venire il meglio. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.